Riflessi di tempo, questo è il titolo di una rassegna d'arte cinematografica curata da Leandro Picarella, giunta alla seconda edizione, che inizierà stasera martedì 25 agosto e terminerà domani mercoledì 26 con il cinema di Franco Maresco. Sì, grazie al sostegno dell'Ente Parco della Valle e allo supporto organizzativo dell'Associazione Culturale Iasinelli, per il secondo anno vivremo questa esperienza di cinema all'aperto, in particolar modo di cinema documentario girato in Sicilia, proprio sotto il Tempio di Giunone. Partiremo oggi con il Centro Sperimentale di Cinematografia, la scuola di cinema più antica al mondo, e con il direttore della sede regionale Ivan Scinardo, presentando due documentari biografici, uno su Danilo Dolci dal titolo Dio delle zecche, storia di Danilo Dolci in Sicilia, e uno dal titolo invece Icome Isgro, sul grande artista contemporaneo Emilio Isgro. E continueremo anche domani con un focus sul cinema di Franco Maresco curato da Emiliano Monreale, il critico del Sole 24 Ore e direttore della Cineteca Nazionale, e appunto sarà con noi anche Franco Maresco per presentare il suo Berluscone dopo la rincetta di premi fatta nell'ultimo anno solare, e magari forse ci dirà qualcosa sul prossimo film che andrà a Venezia fra qualche giorno. E chiuderemo con un concerto omaggio a Tony Scott, con un jazz duo, Salvatore Bonafede e Gabriele Mirabassi, tra i più importanti interpreti della musica jazz oggi in Italia.